Grave avevano tante storie, racconti sussurrati, favole della buonanotte, ma la leggenda più famosa era quella del fabbricante di lacrime. Narrava di un luogo lontano, remoto, dove nessuno era capace di piangere, nessuno provava dei sentimenti. Ma alla fine di una via buia c'era un artigiano solitario, ricurvo, pallido, che era pieno di tristezza. E la gente andava da lui chiedendogli di poter piangere, di poter provare almeno un minimo di sentimento. E lui li accontentava. Infilava nei suoi occhi le sue lacrime ed ecco che la gente piangeva. Era dolore, tristezza, delusione. Raccontavano questa favola per dire ai bambini che devono essere buoni, perché nessuno nasce cattivo, non è nella nostra natura. Ma per lei quella non era solo una leggenda. Lei conosceva il vero fabbricante di lacrime. Questa storia parla di questi due ragazzi che hanno gli stessi trascorsi e nonostante tutto affrontano insieme i demoni che hanno nella loro testa e anche gli ostacoli che la vita gli ha posto. Per riuscire a vedere la realtà, la verità, bisogna avere anche il coraggio di riuscire a scovarla. Lei è un'amante della natura, solare e delicata. Lui invece ama la notte, ama il buio, il silenzio, è tormentato come ragazzo ed è silenzioso. È due anime in un solo corpo. Non avere paura, perché è nelle notti senza luna che si vedono davvero le stelle. E ricorda, non puoi mentire al fabbricante di lacrime.